Regole antiriciclaggio e pagamenti in denaro liquido. L'Unione Europea ha deciso, fissando un tetto di 10.000 euro all'uso del contante, questo anche per uniformare la situazione nei vari paesi tra chi un limite non lo aveva e chi lo aveva già fissato, come nel caso dell'Italia. Ed è proprio notizia delle ultime ore da fonti di Palazzo Chigi che il governo italiano, in un'ottica di piena sintonia con il Consiglio europeo, sarebbe deciso a confermare il provvedimento nella manovra che fissa la soglia a 5.000 euro. Decisione questa che tante polemiche aveva suscitato. L'aumento che era stato proposto da parte della maggioranza andava incontro a tutta una serie di necessità da parte insomma, di imprese, di cittadini, insomma, di vita quotidiana. Siamo stati criticati dal primo all'ultimo giorno, fatto salvo oggi l'Unione Europea a dire che il tetto al contante dovrà essere aumentato a 10.000 euro. Bocciano invece la decisione dell'Unione Europea a terzo polo e Partito Democratico. Il tetto al contante, abbassarlo, è di fatto un regalo che si fa a chi appunto pratica queste, insomma, si dà a pratiche elusive e riteniamo che invece sia cruciale invece investire su altro per combattere l'evasione fiscale, perché combattere l'evasione fiscale vuol dire anche incamerare risorse che in questo momento servono tantissimo, drammaticamente, alle famiglie, ai lavoratori, ai ceti produttivi. Io penso sia importante viceversa appunto cercare di provare a risolvere questo problema, certamente non soltanto con questa modalità, ma occorrerà individuare altre misure. Dubito che la destra lo faccia finché è al governo, bisognerà che ci pensi qualcun altro, magari dall'opposizione con delle proposte, se ascoltate, e dall'altra immaginando quando ci sarà un cambio di governo